Ben ritrovati dalla redazione. Muore dopo un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia di Grado un turista 84enne. Successo venerdì. L'uomo, un cittadino austriaco, stava facendo il bagno in una zona con l'acqua bassa nella spiaggia principale della località, dove si trovava in vacanza con la moglie, quando si è accasciato improvvisamente un addetto ai pedalò, così chiamato il personale di salvamento, che ha praticato le prime cure fino all'arrivo degli operatori della Sogit di Grado, allertati dalla centrale Sores, contattata attraverso il NUE 112. I sanitari hanno continuato le operazioni di primo soccorso e l'hanno trasportato vivo in ambulanza fino all'ospedale di Monfalcone. L'84enne purtroppo deceduto all'interno del nosocomio. Copertoni, bottiglie di vetro, attrezzature veliche. I volontari hanno recuperato in tutto quasi 5 metri cubi di immondizia dai fondali marini della Sacchetta di Trieste, lungo le rive cittadine e all'altezza dell'omonimo porticciolo. Si è così svolta ieri mattina l'iniziativa Puliamo a Fondo, organizzata dalla società triestina Sport Mare SD e Nautica Sacchetta, in collaborazione con il comune, Acegas, APS Amga. In poco più di un'ora di immersione, altri 30 sub associati anche al Circolo Somozzatori Trieste e al Murena Diving Sporting Club hanno riportato a galla rifiuti e scarti abbandonati sui fondali del tratto del Molotì. Un centinaio di posti di lavoro per un recruiting day nell'ambito delle scienze della vita, settore in forte espansione in Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento, che si terrà mercoledì 9 ottobre all'Urban Center in Corso Cavour, è stato presentato e coinvolgerà 7 imprese attive sul territorio regionale dall'altissimo tasso di innovazione: Aindo, Halifax, BAT, Biopharma Group, Lima Corporate, MeetLab, Televita. I profili richiesti da queste realtà sono diversificati e riguardano i settori della ricerca e sviluppo, della progettazione, della produzione e della gestione del magazzino. È già attivo l'apposito form sul sito della regione. Un film sul ritorno di Trieste all'Italia è stato presentato ieri nella prestigiosa cornice della Mostra del Cinema di Venezia. Il documentario Vola Colomba Trieste 1954, prodotto da Venice Film in collaborazione con Rai Documentari, celebra il ricongiungimento di Trieste alla madre patria il 26 ottobre del 1954 nel 70° anniversario dell'evento storico, ripercorrendo il lungo e complesso cammino che ha segnato la storia della città. Un approfondimento storico, ma anche un racconto degli impatti culturali e sociali che hanno tramutato Trieste, con un focus particolare sull'amministrazione anglo-americana e sul drammatico periodo dell'occupazione titina. Uno sguardo al tempo: cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata possibili rovesci sparsi, con vento da sud-est moderato sui monti e sulla costa. In serata e soprattutto nella notte probabile peggioramento con piogge temporalesche ed abbondanti intense, localmente anche molto intense, e vento da sud-est in intensificazione. Verso lunedì ancora libeccio da sostenuto a forte, con possibili mareggiate, temperature massime in pianura fra 26 e 29 e sulla costa fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.